Una morsa asfissiante che non dà tregua e fa impazzire anche le colonnine di mercurio. Il caldo fuori stagione oggi si è fatto sentire soprattutto nelle scuole, dove l'aria condizionata, è proprio il caso di dirlo, è un miraggio. 7 gli studenti negli istituti della provincia che si sono sentiti male, un record negativo. Le persone maggiormente a rischio sono quelle che hanno già delle loro patologie, dei loro problemi, soprattutto le persone anziane. È capitato invece oggi di fare diversi soccorsi, come si diceva appunto nelle scuole. Questo è in effetti un dato un po' nuovo, probabilmente perché queste temperature elevate si sono verificate in un periodo in cui le scuole appunto sono ancora aperte. All'Alberini di Castelfranco una studentessa 17enne ha accusato difficoltà a respirare e aritmia cardiaca, gli stessi sintomi che ha avuto un 12enne che frequenta le scuole medie a Salgareda. Il ragazzino si è sentito male durante l'ora di ginnastica. Al Sansovino di Oderzo, dopo forti capogiri, una 16enne è svenuta. Chiamata al SUEM anche per una 17enne del Cavanis a Possagno. Sempre a Possagno, al Filippin, è uscita l'ambulanza per una studentessa di 18 anni. A Valdobbiadene, all'istituto di istruzione secondaria, si sono rese necessarie le cure mediche per uno studente asmatico, una crisi respiratoria più intensa a causa del caldo. Infine a sentirsi male anche una studentessa 17enne del Duca degli Abruzzi. Tutti si sono ripresi dopo poco tempo, ma sono state decine oggi le chiamate per malori al SUE. Una 20enne di Conegliano è svenuta in via Fenzi, a perdere i sensi anche una 30enne all'interno di una serra ad Oderzo, ma nelle prossime ore dovrebbe scattare la tregua. Gli esperti infatti prevedono un rapido rientro nelle medie stagionali.